Siamo in diretta, tanti di voi aspettavano veramente l'inizio, le condizioni climatiche non sono semplici, il segnale ci mette un po' in difficoltà, probabilmente non vedrete le immagini in Full HD come avreste voluto, quello lo potrete fare sicuramente quando riproporremo in prima visione tutta la nostra diretta. Oggi cercheremo di impegnarci per raccontarvi le sensazioni, le emozioni, il clima che non viene rovinato da questa pioggia, che è l'attesa, che si sapeva che c'è, ma questa è una grande giornata. È la 10ª edizione del Cross di Alà dei Sardi da quando è tornato nel 2016, del ricordo di Elisa Migliore insieme agli amici e la famiglia che si impegnano insieme all'Ala Sport a organizzare questo evento che è tornato ad attirare ogni anno atleti internazionali. Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni, soprattutto della sfida, quella tra Yeman Kripa e Ilyas Awani. Per la terza volta si affrontano, per la prima volta dopo il 2023, e 2-0 Kripa. Vedremo se andrà avanti questa scia, diciamo, positiva di Kripa, o se Awani avrà la meglio stavolta in una competizione che già le ha parlato bene nel 2022, quando era tornata a vestire i panni di evento internazionale, il Cross di Alà dei Sardi. Anche l'anno scorso ha partecipato, quarto il suo risultato, il primo tra gli italiani. Un Beregawi vincitore in un'annata, quella dell'anno scorso, delle medaglie d'argento olimpiadi, lui nel maschile, Nadia Battocletti nel femminile. Nadia Battocletti che quest'anno non ha potuto, non è presente. Peccato, naturalmente, tutti l'avrebbero voluta, non sarà presente invece Lucia Arnoldo, che era stata un po' nominata, è stata nominata anche da noi di Directa Sport, perché c'era la fuga di notizia che la giovane promessa del mezzofondo sarebbe stata presente. Non è così, ma non mancano comunque i nomi, insomma, a rappresentare l'azzurro anche nella gara femminile. Penso alle giovani Laura ed Elena Rivigini, c'è Giulia Cordazzo, Linda Palumbo, insomma ce ne sono tante. È chiaro che le protagoniste della gara femminile quest'oggi saranno Francine Nyomukunzi, Cristina Espei, Alice Mitard, ovviamente Winfred Iavi, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi nella 3000 Siepi, insomma una che è abituata ai percorsi tortuosi. Oggi sarà sicuramente tortuoso, la pioggia ha fatto aumentare il fango, un percorso inedito questo di Koiluna, che vedrete poi anche con le immagini fin dove riusciremo ad arrivare del nostro Keiku. Io ripeto, purtroppo le condizioni di segnale quest'oggi rendono tutto un po' più difficile, ma noi ci impegneremo a far vedere ciò che è possibile di un percorso che inizia con ovviamente il rettilineo, poi subito svolta a destra in salita, si avvicina a un bel caseggiato con scorcio sul lago presente nel parco di Koiluna, dove si pratica la pesca sportiva, dove si fa anche il giro, insomma si può fare il giro in canoa, un lago artificiale all'interno di un territorio, quello di Koiluna, un parco di quasi 1000 ettari, ricco ovviamente di storia e soprattutto di natura granitica, come un po' è qui da queste parti, dove siamo insomma nella terra del granito, qui nel Monte Acuto. Tra poco tra l'altro dovremo avere anche il sindaco Francesco Leda con noi. Voi quelle immagini che vedete sono sull'arrivo, dove la gente la vedete lì intorno, dietro intravedete i gazebo dove si potrà mangiare, si potrà bere, si potrà far festa, perché prima di tutto è una festa di sport in cui persone come Antonello Cocco, il presidente dell'Ala Sport, ma tutti coloro che ogni anno danno una mano, credono fortemente. Alà dei Sardi è tornata a essere una capitale, una delle capitali italiane di questa disciplina, e abbiamo citato un po' di quelle che saranno le protagoniste della gara femminile, che sarà sui 6 km. Sui 10 km invece i protagonisti Ilyas Awani, Yeman Kripa, ma ovviamente anche tanti altri che sono pronti a essere protagonisti. E medaglia naturalmente a carico degli organizzatori per tutti. E allora stavo proprio parlando che sarebbe venuto con noi il sindaco Francesco Leda, e il sindaco ce l'abbiamo, ovviamente lei sempre presente perché questo è il grande evento dell'Alà dei Sardi. La pioggia per fortuna è poca, come sta andando fino a qui? No, fino adesso bellissimo, nonostante la pioggia come hai detto tu,
però c'è moltissima gente, uno scenario unico e poi nessun atleta non è intervenuto, ci sono tutti, quindi un grande cross qua dalla Dei Sardi. La conferma veramente che qui alla Dei Sardi si vuole venire a ogni costo, perché la gente c'è, non importa neanche di bagnarsi, questa forse è la cosa veramente più bella. Assolutamente, questo è l'aspetto più importante, perché portare tutta questa gente, portare anche tutti gli atleti, sia sardi che quelli dal continente e poi naturalmente e quelli dall'Europa e da tutto il mondo, è una conferma di questo cross. Quindi Antonello, Alberto e il nostro professor Baltolu hanno lavorato per avere queste soddisfazioni. E in generale, giustamente, non solo la corsa campestre, non solo l'atletica, ma il vostro è un comune che crede nello sport, crede nella forza dello sport anche col turismo. Andiamo un po' oltre la corsa campestre, come si muove la vostra amministrazione? Sì, si sta muovendo soprattutto per far conoscere il territorio e lo sport agevola anche questo, agevola far arrivare la gente, far conoscere il territorio, far conoscere questo scenario che è davvero importante per noi. E ci tengono tanti, tra l'altro anche abbiamo, non so se ha visto, atleti di ogni età, anche tre master che hanno già corso questa mattina. Per l'atletica Butuso c'era un signore Abis di cognome, adesso riconosciuta che non ricordo il nome, del 1939, li ha tirati tutti. Esatto, questo territorio tiene gli atleti longevi, quindi anche da questo punto di vista c'è l'opportunità di abbracciare tutte le categorie. Questo è importante per il territorio e anche per Ala dei Sardi. Insomma, potete dire, venite a vivere ad Ala dei Sardi, in generale qua da noi è Monte Acuto, perché si vive per tanti anni e anche bene, anche per lottare contro lo spopolamento. Assolutamente, lo spopolamento è un problema molto importante, però piano piano secondo me cercando di far trovare in questi centri piccoli le strutture, allora la gente credo che possa ritrovare anche da noi il modo di vivere tranquillamente. Grazie mille sindaco, grazie naturalmente anche al nostro Chico Piu qui vicino a noi. Lo lasciamo adesso divertirsi, trovare lo spazio giusto per raccontare ancora più da dentro questa cosa, questo tracciato tirito di Coeluna praticamente è venuto segreto in questi ultimi giorni. Dire anche alla regia di dare un po' lo sguardo ancora verso i ragazzi che stanno arrivando, sono cadetti. C'è anche Roberto Ligioni, l'onorevole Roberto Ligioni della Regione. Allora, il consigliere regionale ce l'abbiamo, subito allora un commento. Mentre io qua sto cadendo, io mentre parlo, perché il fango arriva anche un po' dentro. Allora, consigliere, che atmosfera sta respirando? No, meravigliosa. Ala dimostra ancora una volta di fare le cose in maniera ottimale, la mano dell'Ala Sport e di tutta l'amministrazione è evidente. Questo è un percorso veramente fantastico che ho saputo stamattina sta puntando a diventare il luogo per il campionato europeo, e questo ritengo che sia una vetrina eccezionale per la nostra isola. Ala si conferma la capitale dell'atletica sarda, e questo non può che farci piacere. Sono manifestazioni da finanziare, da supportare, e quindi da questo punto di vista la Regione sarà sempre vicina a manifestazioni di questo livello che mettono la Sardegna al vertice dello sport nazionale. Tra l'altro in una zona che diciamo non è che viva proprio nel lustro della ricchezza, in generale. Che 2026 attende la nostra regione, l'amministrazione regionale? Abbiamo tante battaglie di fronte a noi, le affronteremo come maggioranza con determinazione. Oggi sta piovendo e comunque è un bene che stia piovendo, perché almeno quest'estate non avremo il problema della siccità e potremo lavorare anche alla progettazione delle dighe o di connessioni tra quelle esistenti, perché poi purtroppo con i cambiamenti climatici qualcosa avverrà negli anni prossimi. Comunque noi siamo fermamente determinati. Oggi è una giornata di festa, di svago anche per noi, però è importante esserci perché la Regione deve essere presente in queste manifestazioni, perché ci danno grande lustro. Le chiedo se sei riuscito a fare un giro intorno al percorso, se riuscirà a farlo. No, il sindaco Francesco Ledda e l'assessore Giorgio Scanu mi hanno accompagnato
in alcune delle parti più suggestive del percorso. È veramente meraviglioso, è veramente emozionante, questo è il termine che ritengo di utilizzare. Allora, grazie mille al consigliere regionale Roberto Ligero, non so se vuole dire un'ultima cosa o... Io vorrei che anche se è difficile, che questa occasione, che questa opportunità, che questa gara migliori ancora. È difficile perché siamo arrivati a livelli ottimali, però non bisogna mettersi limiti, e già ottenere il traguardo del campionato europeo sarebbe qualcosa di meraviglioso. E allora, grazie mille, una bella sfida lanciata a tutta la Sport da Antonello Cocco, mentre le immagini sono ancora lì sull'arrivo. In questo momento, se non erro, è giusto in questo momento mettere il se davanti, dovrebbero essere ancora in gara i cadetti e le cadette. Stiamo assistendo anche alle magliette che stanno venendo consegnate. Vediamo se riusciamo a farle vedere bene. Con le maglie di questa edizione, eccola bella, nel ricordo di Elisa Migliore, anche lei atleta, venuta a mancare purtroppo fin troppo giovane nel 2014, poi 2 anni dopo, dall'impegno di tutte le persone che l'hanno volute bene. Tra l'altro lì vedete anche Antonello Cocco che dopo dovrebbe avvicinarsi a salutarci, lo fa in ogni edizione, naturalmente è sempre bello averlo con noi, quest'anno anche un po' per le novità, anche per l'organizzazione naturalmente, è veramente ovunque, però insomma dobbiamo sempre ricordarci che c'è dietro anche il ricordo di una persona a cui tutta la comunità dei sardi era legata. Dicevo, non sono i cadetti quelli che stanno gareggiando perché c'erano già le leve prima, dovremmo già essere oltre, dovremmo essere agli esordienti. L'ultima categoria divisi per età, i 4, 6, 8 e 10 anni, maschi e femmine. Calma, è uno che si è dimenticato di partire. State vedendo in questo momento queste giovanissime atlete che stanno dando tutto per arrivare fino alla fine. Tante belle immagini anche, tra l'altro, perché sto qua presente a vedere nelle categorie giovani dei ragazzi, cadette, allievi, di chi è arrivato veramente maschi, femmine, al traguardo stremato a terra, perché poi è la cosa più bella, poter terminare in qualsiasi sport, chiariamo, non soltanto quando si parla di atletica, arrivare alla fine, che sia a tempo, che sia un traguardo e essere veramente senza forze, però con quella soddisfazione di poter dire ho dato tutto e posso essere fiero di me. E così è anche questi bambini, naturalmente poi il divertimento sempre al primo posto. Io intanto vi ricordo che alle 12:30 inizierà la gara Signore insieme alle promesse e partiranno insieme anche alle juniores, tra l'altro alle 12:30, solo che le juniores correranno 4,5 km, 6 km invece promesse e signores. Praticamente le juniores correranno un giro in meno, perché sono giri da 1,5 km per un percorso che è modulato con diversi format, perché c'è questo che avete visto adesso, è un rettilineo unico per i più piccini, poi però c'è da 600 metri che hanno corso alcune categorie giovanili, poi c'è 1 chilometro e 1,5 km. 1,5 km è quello che riguarda naturalmente i master e i seniores, anche se partenza ore 13:10, seniores e promesse maschili faranno un primo giro da 1 chilometro per poi fare gli altri da 1,5 km, per un totale di 7 giri e un totale naturalmente di 10 km. Altre immagini, famiglie, persone di ogni età, c'è un po' di freddo naturalmente, dovremmo essere tra i 6 e gli 8 gradi, c'è da coprirsi, la pioggia non ha contribuito da questo punto di vista, però ci godiamo anche queste belle immagini. Grandi, piccini, l'abbiamo detto anche nel lancio, in presentazione di questa manifestazione, c'è la competizione, è quella che naturalmente dà la visibilità internazionale
all'evento, ma c'è una giornata di sport, una giornata di famiglia, perché poi dove ci sono i ragazzi ci sono le famiglie, e c'è comunità poi a quel punto, che è la cosa più importante, e questo è uno dei valori più belli e più importanti dello sport. Tanto il tempo scorre dall'alto, facciamo un po', quelli che vedete adesso con i giubbotti azzurri sono giudici e arbitri. Abbiamo i giudici di gara e gli arbitri, sono presenti in tutto il percorso, aiutano veramente chi difficoltà. Abbiamo tra l'altro Ivan Crippa, buongiorno, ciao Ermelo, buongiorno. Buongiorno, ciao. Chi vince tra te e Awani oggi? Tutti e due. Va bene, grazie. Giustamente con lo sport stanno avvicinando tutti in zona quelli che sono i signori all'inizio della sua presenza, quella del Sardi, ma al momento anche lui non manca mai, anche lui non manca. Grazie mille. Allora, in bocca al lupo per stare anche una bella giornata, saluto anche la compagna. Mentre ancora abbiamo visto altri esordienti, dovrebbero essere le esordienti di 8 anni, quelle che si vedono lì, che stanno ricevendo le magliette. Adesso invece lo vedete nella nostra camera, proprio lì in basso. Abbiamo salutato. Vediamo anche il pubblico e adesso soltanto immagini un po' sui giudici. Ci sono, allora, adesso i maschiotto ci saranno, gli esordienti di 8 anni, che sono quelli che, se non sbaglio, abbiamo visto poco fa riscaldarsi, quindi stanno facendo, se ho capito bene, prima le femmine, poi i maschi. Stanno venendo presentati anche tutti i giovanissimi concorrenti insieme alle loro società. Naturalmente queste sono anche occasioni per le società di approfittare, insomma, di una buona vetrina, soprattutto se il risultato poi ottenuto è buono, soprattutto quello. Poi, come ho già detto, tra i master che abbiamo citato prima, ne abbiamo visto, almeno chi c'era già qua di ogni età. Ho nominato Antonio Giuseppe Abis, lui classe 1939, facendo il calcolo siamo sopra gli 85 anni. Se adesso sto sbagliando su gli 87, ma potete anche correggermi nei commenti. Il medico, gli operatori del medico con urgenza vicino all'ambulanza, grazie. Tra poco dovrebbero partire, allora gli esordienti maschi di 8 anni. Sarà impossibile presentarli, immagino. Ci proviamo. Leonardo Casula, Emanuele Collo, Andrea Disi, Francesco Manca, Mattia Sarna, Daniele Cali, Luciano Mula Scucco, Francesco Finà, Nicola Satta, Luca Solinas, Marco Ordis, Giovanni Deiana, e poi ancora Giuseppe Pita, Pietro Porti, Simone Altana, Nicola De Muli, Piero Ghirdis, Fabio Cambolo, Edoardo Goffi e Riccardo Carta. Allora, eccoli qua. Non so se tra chi ci sta seguendo ci siano anche parenti, conoscenti di questi ragazzi. Eccoli che stanno andando. Sono tanti, non sono. E sul percorso ci comunicano che ci sono dei tratti da quelli mitici. C'è ancora un bambino che deve arrivare all'arrivo, manca poco, adesso sbucherà anche la nostra ripresa, eccolo qua. Dai, forza, l'ultimo passo, eccolo.
E adesso gli esordienti di 10 anni saranno gli ultimi a correre prima delle gare clou di questa domenica. Vi ricordo alle 12:30 inizia la gara femminile, meno di mezz'ora allo sparo. Adesso è gli ESO 10 che entrano sul percorso, vi facciamo già un applauso. Io inizio a presentarli per loro 600 metri. 12:30 la gara femminile, poi 13 percorrenza per loro e 10 invece quella maschile. Difficile anche fare conto con i riferimenti dell'anno scorso, perché naturalmente è un percorso diverso. L'anno scorso in 29 minuti e 46 secondi, se ricordo bene, vincitore Verivo Regawi. Poi in netta solitaria aveva vinto invece tra le donne Stella Azzurra, Nadia Batocletti. Era l'inizio di un anno di sogni con un Tokyo, con i mondiali di Tokyo, che naturalmente erano un po' nella testa di tutti. La Batocletti si è fatta onore e non poco con un argento importante. Chi c'è quest'anno in corsa ad esempio a Wuhan invece è stato per lui un 2025 di consacrazione, perché lui a Tokyo ha ottenuto invece il bronzo, sto parlando un po' della maratona, e sarà per Wuhan, così come Kripa, per citare i più chiacchierati, è la prima prova ufficiale dopo l'allenamento svolto insieme in Kenya. Tanto 600 metri, la corsa più lunga per loro, e per questo hanno un vero start. Attento l'arbitro, vedete, con la fascia rossa ad assicurarsi che nessuno, un po' di ordine adesso. Stanno spiegando che prima devono partire le femmine perché c'erano alcuni maschi che si erano messi in mezzo alle fila, non vedono l'ora di correre anche loro, è normale, è giusto, bisogna stare attenti dunque a questa innocente inosservanza delle indicazioni. Allora, sono pronti a partire loro e ce la vediamo bene la loro partenza. Vedremo poi se avremo anche una prima visuale anche dentro il percorso, dove passeranno adesso bambini di 10 anni, poi però dopo passeranno i grandi nomi di questa edizione. 4 km e mezzo per le minores, 1,5 a giro. Pronti o quasi, via. Partite le ragazze. 600 metri di intensità, 600 metri di corsa. Loro corrono, ricordo, sui 600 metri. Tra poco vedremo di farvi vedere anche qualche immagine proprio dentro il percorso che poi si snoda con le indicazioni abbastanza chiare. A un certo punto c'è una biforcazione, chi fa girano a destra si ritrovano sul rettilineo finale, chi fa il 1000 o i 1500 metri va senza. Ad esempio hanno corso insieme Smitade e Cristina Eho. Eccolo il primo vincitore. Andiamo a vederlo che sta arrivando a un buon distacco. Da un atleta dell'Ala Sport, però con
tranquillità, credo. Al secondo posto dunque dovrebbe esserci un padrone di casa. Vediamo chi è il vincitore. Con il 403 Gabriele Staffieri. Gabriele Staffieri, se ho sentito bene, lui dell'Atletica Olbia. Poi secondo posto per un ragazzo della La Sport e poi un ragazzo d'Ozzi. Io almeno per questi nomi ne sto approfittando, grazie naturalmente della squadra dello speakeraggio che sta dando le notizie a tutti i presenti. Poi tutti fermi qua, maglie per tutti naturalmente. L'impegno è lo stesso, il terreno è difficile. Continuano ad arrivare tutti i ragazzi. Scesa la temperatura, aumenta un po' il vento. Bravo Walter. Si è leggermente abbassata, si è alzato un po' di vento, ci sono ancora degli arrivi e poi andremo a presentare per l'emozione di chi sta alla mia sinistra la gara. Allora io direi femminile, di cui non dico altro, per adesso linea alla regia, momento il piccolo spot, perché poi si va dritto per dritto con le due gare, i grandi campioni dell'atletica su Directa Sport. A tra poco. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro?
per il tuo soggiorno. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. E tu non lo sei! Non lo sei affatto! Affatto! leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too.
Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Esiste un momento, una fantastica storia da raccontare, fatta di tradizione, impegno, qualità e una famiglia sempre più grande. La storia di uomini e donne alla continua ricerca della perfezione. Produttori che dal 1988 selezionano e creano ogni giorno nelle nostre sedi di proprietà capi personalizzati per sostenere al meglio la vostra passione, nel rispetto di tutti quei valori che rendono ogni sport la nostra casa. Per questo continuiamo a credere nella ricerca e nell'uso di materiali responsabili per vincere insieme la sfida più importante, quella per il nostro pianeta. Questa è la storia di produttori italiani diventati grandi nel mondo, che continuano a guardare al futuro attraverso le proprie origini. Una storia che dura ormai da più di 30 anni. In cui tutto cambiò. Siamo live di nuovo in tempo per le presentazioni. Stanno venendo presentate le signores, i grandi nomi per la gara femminile. Hanno già presentato Francine Nyomukunzi dal Burundi, naturalmente una delle grandi protagoniste, seconda al Campaccio, dietro Nadia Battocletti. Stanno arrivando la Cristina Speio e Alice Mitard, la prima spagnola, la seconda francese. E adesso arriveranno tutte quante. Vediamo se sono in ordine. Sì, è stata presentata adesso Emily Grace Collins, classe 88, lei inglese. Poi hanno chiamato adesso Linda Palumbo. Sono già arrivate le gemelle Laura Elena Rivigini. La domanda che abbiamo fatto prima in la diretta: ma chi è la più forte di voi? Sono messe a ridere. Bello vedere però due gemelle che praticano la stessa disciplina e vanno a giocarsene insieme in queste gare. E sta presentando poi Gaia Colli, Greta Settino, Vivien Bonzi, l'ultima annunciata, probabilmente la grande favorita, Winfred Yavi, come già detto campionessa olimpica delle 3000 siepi. Dopodiché abbiamo Maria Paola Soggiu, Camilla Chess, Elisa Spazzafumo, lei fresca campionessa regionale su Directa Sport, già protagonista anche con la vittoria alla mezza maratona Pancaglia di Respira. E infine Daniela Muscente. Insieme partono anche le juniores, la gara per le signores da 4 giri. E dietro mi sembra Grace Collins. Sì, confermo. Yavi davanti, Nyomukunzi è attaccata, 5.19, 5.18 il tempo del primo giro. E dietro confermo proprio lei, Grace Collins, che paga un po' anche nell'età perché la classe è 1988, ma è lì che vuole farsi valere. Poi arrivano velocemente anche Gaia Colli, un minuto dietro. È passata adesso anche Linda Palumbo, scusate. Insomma, la gara è un po' quello che si aspettava. Passa per prima delle atlete sarde, Maria May. Facciamogli un bel applauso a Maria. Intanto, allora, adesso ne approfittiamo.
quella che è passata prima delle sarde è Maria May, addirittura davanti anche a Elisa Spazzafumo, campionessa regionale lei, però lei non corre come juniores, corre naturalmente come con le senior. E allora andando un po' passando a tutte, ve l'avevo detto che l'avrei fatto, lo faccio adesso, presentiamo anche le junior, perché abbiamo Maria May, la prima della, credo dovrebbe essere lei se non ho sbagliato, sicuramente tra le sarde, poi magari vedremo meglio tutta la classifica, ma mi sembra di sì. Comunque oltre a lei la junior femminile è composta da Francesca Bruno, Martina Niede, Ilaria Berlantini, Asia Andriani, Lea Costantino Mor, Alice Mantero, Chiara Pilone, Ginevra Sclavo, Laura Pavoni, Caterina Mazzotti, Giorgia Paze, Licia Ferrari e Basma Zaid. Vi ricordo c'è nel gare junior anche la sfida tra le rappresentative regionali, 3 atlete per le regioni che sono Sardegna, Puglia, Liguria e Friuli. Ricordiamo per il Friuli e la Puglia, prima volta qui alla Versailles, almeno come rappresentanza. Al chilometro, ovviamente sono dati che diamo così, ovviamente a spalle, non abbiamo il cronometro, sono giù, stanno lavorando, se magari ci dessero magari una mano alla fine per darci magari i primi 10 con i tempi, potremmo anche dire intendiamo ancora qualche notizia, purtroppo non abbiamo neanche i tempi dei primi 10, abbiamo visto che è 5.19 poi hanno facilitato 5.20 il passaggio di Winfred Yavi, lei al primo posto, ma era attaccata lei Francine Nio Mukunzi. Vi ricordo la gara juniores è di 3 giri, quando passano adesso sentiranno una campanella che avvertirà di essere entrata nell'ultimo giro. 4 giri invece, uno in più signore promesse per il totale, ricordi, 6 chilometri. La premessa dopo il primo giro è che potremo goderci un finale in volata nella gara femminile, così non era assolutamente stato l'anno scorso quando Nadia Battocletti sui 6 giri però da 1 chilometro, dopo il terzo, dopo metà gara asseggiava un certo vantaggio, poi ha cominciato a scomparire dalla vista di tutte le sue rivali. Speriamo che non sia così stavolta, speriamo che possa essere invece un arrivo in volata, un rush veramente al metro, al centimetro tra le prime due, magari anche di più, chi lo sa, vediamo. Intanto 9 minuti e 20, ancora 1 minuto e qualche secondo in più e poi dovremo vedere il nuovo passaggio. Aspettiamo allora ancora. Allora intanto in fondo adesso voi ancora tra poco la vedrete, sta per sbucare, credo tutta sola. Winfred Yavi dovrebbe essere lei. Sta attenta all'appoggio dei piedi, cerca di evitare pozzanghere, molto brava. Lo vedete sempre meglio anche voi. Ecco, ho fatto 30 secondi di augurio a una gara di finale in volata. Il secondo giro non ci dice così, siamo 10:24, 10:25, quindi più veloci di qualche secondo rispetto al primo giro. Sta arrivando adesso Nio Mukunzi. Siamo oltre i 20 secondi di distacco. Sì, siamo 21-22 secondi di distacco. Intanto il podio non sta cambiando, arriva adesso Grace Collins più vicine, quarto, quinto posto Gaia Colli che
a dar fastidio anche a Gaia Colli. Siamo a metà gara per loro, mentre è la classe 2007 che è passata Alicia Ferrari al primo posto nella gara junior della Valchiese. Gaia Colli invece, che appartiene alla sezione atletica dei Carabinieri, arrivano tutte le altre. È arrivata, visto Cristina Espeo, credo anche Alice Mittard. Però insomma speriamo che riesca Nino Mukunzi ad avvicinarsi un po' per darci almeno un brio, la curiosità del tiro finale. È passata sfiorando questo suolo qua davanti al traguardo. Tanto sta passando in questo momento Vivien Bonzi, lei della Re Castello. Pubblico, facciamoci sentire per la prima delle sarde, la junior Maria May. Eccola anche Maria May, lei invece è una classe 2008. Ultimo giro, ecco qua invece compirà delle sarde, la nostra Elisa 18 anni, sì, 18 anni, proprio il 9 aprile. Tanto anche la Spazzafumo è passata. Era un nome nella gara almeno delle senior da tenere d'occhio per quanto riguarda il movimento delle società sarde. Uno Spazzafumo che, ricordo, appartiene all'Atletico Elmas. Maria Paola Socci è stata partecipata anche agli assoluti con il tempo di 2.04. Ci ha detto Conte, anche Elena, fin da piccolina. Continuano ancora i passaggi oggi si sta difendendo delle junior. Già Ozzeri sul cross court la scorsa domenica. Per la Puglia, la classe 2007, Lea Costantino Mor, poi Francesca Bruno per la Sardegna e anche Chiara Pilone, lei della Liguria. E non mancherà molto, credo, al passaggio ancora una volta della prima. A breve dovrebbe essere di nuovo il momento del passaggio. Stanno difendendo molto bene le nostre poste a un confronto durissimo, anche se naturalmente Ancora immagini dentro il percorso. stanno gareggiando al fianco di una campione. Quella che avete visto è Laura Pavoni, lei del Friuli Venezia Giulia, dell'Atletica Malignani Libertas. Una delle tante medaglie che è nata in Kenya e adesso gareggia sotto le bandiere, le insegne del Bahrain. Ci sono molti atleti africani che hanno cambiato vela, come si suol dire. Questo da noi non accade, che sia giusto o sbagliato non spetta né a me a nessuno. Siamo quasi a 15 minuti di gara. Io credo di vedere, sì, sta arrivando già Winfrey Iavi. E mi sembra proprio lei, altezza ambulanza, tutti con l'occhio pronti. Eccola che arriva e ha iniziato Nino Mukunzi il rettilineo, quei 300 metri. Erano poco più di 20 secondi dopo i due giri. Facciamo un applauso per più forte l'applauso, più forte signori. Allora, vediamo il passaggio, il tempo. Qua l'immagine, siamo a 15:32. 5:07 questo passaggio. 5:07 il tempo al giro, è andato più veloce, adesso c'è Francine che arriva, vediamo quanto distacco ha. Siamo già quasi a 20 secondi. Siamo già a 20. Eccola qua, la vedete? Sì, siamo quasi a 30 in questo momento. Siamo
37, 36, forse anche 38 secondi. 36 secondi di distacco, cioè non c'era partita, dovevamo farla partire in handicap dietro, no? Non lo so. Eccola che arriva invece Grace Collins, lei che è la più, permettetemi il termine, la più anziana. Guarda la lotta tra Ferrari e Gaia Colli, duello tutto italiano, compirà posizioni subito dopo il podio con la Colli e la Ferrari, che ricordiamolo però è categoria junior, si sta cimentando con le campionesse in 4 quasi siamo 88, oggi la matematica è dalla mia parte, fino a 28 anni il 27 febbraio, poi nel mentre continua la bella lotta tra Gaia Colli e, anche se non sono contro, Licia Ferrari. Poi c'è Greta settimo, tanto vi ricordo siamo entrati all'ultimo giro anche della gara senior. Poi il 35 con il 33 abbiamo Alice Vittarda e con il 35 LauraRimigini. L'altra sorella che è Elena Rimigini. Sono distacchi sensibili. Dal giro delle fiandre, sì, perché aspettavamo continuamente il passaggio delle atlete. Nuovo percorso, direi che il percorso non ha tradito le aspettative, quindi molto tecnico, sicuramente reso anche più difficoltoso dalla pioggia caduta fino a pochi istanti. Ora una senior e poi abbiamo la prima junior, sarebbe la seconda, la prima junior, questa della categoria effettiva junior. Attenzione che io temo che qualcuna possa essere doppiata. Credo di sì, perché non credo che con le immagini intanto ancora sull'arrivo, tendendo i prossimi passaggi. Concentriamoci, facciamo un bel applauso per la nostra campionessa, questo lo dico veramente. Eccola che arriva, e lei la prima della junior, Maria May. Licia Ferrari, nonostante sia di categoria, è iscritta con le senior alla fine, nonostante come è stata inserita, e quindi è Maria May, una sarda che si prende questa gara. Passa talmente anche Elisa Spazzafumo. Andriani Asia, seconda juniores, brava Asia, bravissima Asia, complimenti anche per Asia, seconda juniores. Terza juniores è una battaglia tra la sarda Martina Nieta e la pugliese. E adesso si attende soltanto l'arrivo di Winfrey Javi, mentre questa lotta tutta tra i junior. Questo è il podio della categoria junior, vediamo ancora un arrivo, 79 Pavoni, poi ancora... Continuiamo ad applaudire il passaggio di Maria Paola Soggi. Altri arrivi ancora. Ancora un'altra junior con il pettorale 76 è Montero Alice, atletica arcobaleno Savona. Attenzione, eccola. Queste ce la fanno, tranquillamente a non essere doppiate. Ecco il momento, sta arrivando Winfrey Javi. Francesca Brundu sta per arrivare. Vediamo il suo tempo. Per un giro c'è illuso questa gara di poter essere involata. È una solitaria, una vittoria. L'oro olimpico, Winfrey Javi che ha vinto. Andiamo a provare subito a prendere le sue dichiarazioni. Andiamo subito allora. La carica Winfred, just to answer Winfred, Sato Cocco, just to answer, too easy for you this race. Too easy for you today. Of course.
I just enjoy the Praticamente la domanda è troppo facile per lei perché naturalmente ha vinto così da sola e ha detto me la sono goduta la gara, una bella atmosfera, un bel percorso. This is your first time in Sardinia. Did you like not only the race but also here in Dalla de Sardi? Oh my goodness. They have nice forests, they have good fans, good people are cheering, and yeah, I really love it here. Yes, and it looks like more of Africa, like the forest. Similar to Africa? Yeah, similar, like, you know, you have too many forests in our country, so it's more of a beautiful place to race, yeah. Like to be at home? Yes, it feels like home. Insomma, i complimenti non soltanto alla gara ma anche a tutta quella che è stata l'atmosfera. Si è sentita un po' a casa perché ha detto la foresta, il tutto molto simile all'Africa. E the last questions, first race of this year, and what will be for you? What's your objective? For this year, this race was like a build-up for me, so as I start the season of 2026, I'm looking forward for the upcoming races and also the Asian Games in Tokyo. Insomma, appuntamento verso Tokyo per quello che è l'obiettivo dell'anno che è iniziato alla grande. Thank you Winfred, enjoy all. Adesso con le immagini della nostra regia torniamo dritti verso il resto della gara, tra pochissimo naturalmente la maschile, quella più importante. Allora andiamo. C'è anche la seconda, la terza. Sei arrivato a terza? Quella che è in ginocchio? Esattamente. Chi è la seconda? Allora, vediamo se riusciamo a avere anche le dichiarazioni. Dovrebbe essere Mukunzi seconda, Grace Collins terza. Vediamo se abbiamo, che abbiamo allora. Devo chiedere conferma perché ovviamente ho perso poi l'ultimo arrivo. Parlo con Antonella al volo proprio. Abbiamo Emmy terza classificata, giusto? Certo, abbiamo la cavia e anche Antonello. Just once for you, congratulations. Anche in italiano? Dobbiamo venire un po' più qua. Allora, bellissimo, si può parlare anche in italiano, specialmente per chi ci segue di Directa Sport. Sei la più anziana di questa cosa, però il retto alla grande è un po' importante. E vuol dire che non c'è un'età superiore, che potevamo correre tutti insieme con le donne, fare anche magari 10 km. Quindi avresti voluto una gara più lunga tu? Sì, per me questo è un po' troppo veloce, però bello, molto bellissimo, proprio. Poi con tutti su e giù sembrava anche più lungo. Ti sei goduto anche un po' il paesaggio sul lago? Sì, è fantastico, una delle cross più belle che ho mai fatto. Il corso che lotta per essere un campionato europeo. Perfetto, è molto meglio di quelle che hanno solo il fieno, e qui è naturale, bellissimo. Invece ascolta, sei arrivata terza, pensavi di poter essere più vicino a Numio Kunzi e a Iavi, oppure hai detto no, va bene così? Lo so che loro sono in alto livello, però sarebbe stato bello anche continuare a seguirli un po' di più. Però, sono contenta che è stata una gara veloce, una gara combattente, tipo rispetto a Campaccio che era un po' più a ritmo lento all'inizio, quindi questo mi è piaciuto un sacco, una vera gara. Adesso il grande obiettivo del 2026 qual è? Torno in montagna, quindi torno a correre in montagna. Grazie mille. Allora, momentaneamente linea la regia, perché poi tra poco andiamo con la gara senior. Un grande momento sta arrivando, la sfida tra Pipa e Awani. A tra poco.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro? A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Esiste un momento in cui tutto sta per succedere. Pochi istanti prima di trasformare i sogni in realtà. È un momento che nasce da lontano, dall'amore per lo sport e il desiderio di vestirlo, diventato col tempo una fantastica storia da raccontare, fatta di tradizione, impegno, qualità e una famiglia sempre più grande. La storia di uomini e donne alla continua ricerca della perfezione. Produttori che dal 1988 selezionano e creano ogni giorno nelle nostre sedi di proprietà capi personalizzati,
per sostenere al meglio la vostra passione, nel rispetto di tutti quei valori che rendono ogni sport la nostra casa. Per questo continuiamo a credere nella ricerca e nell'uso di materiali responsabili per vincere insieme la sfida più importante, quella per il nostro pianeta. Questa è la storia di produttori italiani diventati grandi nel mondo, che continuano a guardare al futuro attraverso le proprie origini. Una storia che dura ormai da più di 30 anni. Iniziata nel momento in cui tutto cambiò. Siamo tornati e sono quasi pronti i prossimi protagonisti nel momento della gara senior promesse maschile insieme alla junior. Si stanno tutti sistemando nel momento della sfida di cui è stato separato nelle ultime settimane. Awani e Crippa, la terza volta uno contro l'altro in una gara, 2 volte ha vinto Crippa, entrambi sono allenati insieme in Kenya a più di 2400 metri per preparare la nuova stagione. Non c'è niente di meglio di una gara di cross per testare il lavoro invernale, per testare il momento di forma, per allenare anche la forza, per prepararsi poi in altre gare. Intanto hanno presentato Lorenzo Dell'Orefice, numero 15, Isham Kabir invece, Dell'Orefice dell'Atletica Vomano, Isham Kabir della Polisportiva Moving, Stefano Massimi, anche lui dell'Atletica Vomano, poi c'è Roberto De Lorenzi, svizzero, un altro conoscente di Directa Sport, Simon Kivet dell'Oitan Young, che ha vinto le ultime panca di respira. L'ho incontrato prima, la battaglia l'ho dovuta fare, oggi vincere sarà molto più difficile. Intanto presentito Samuel Medolago della Valle Brembana e anche Nadir Cavagna delle Fiamme Azzurre, poi Nicolas Loss della Sicilia Running Team, Mohamed Amin Ginawi, il tunisino, un altro dei nomi su cui si è detto occhio, perché anche lui può farsi valere. Poi Sebastiano Parolini, un altro talento tricolore, lui dell'alpinistico Vertovese. Poi tocca a Osama Zoglami della nautica militare. Penultimo europeo di Monaco nelle siepi, Osama Zoglami. E adesso verranno presentati i due big. Primatista italiano, 3.000, 5.000, 10.000. Sta venendo presentato adesso Yeman Crippa, nonché campione d'Europa del 10.000 della mezza maratona. Uno, medaglia di bronzo ai giochi, più che giochi. E adesso manca lui, Ilyas Awani. Marzo per la maratona. Incontriamo Crippa delle Fiamme Oro Padova, Awani delle Fiamme Azzurre. E poi via con tutti gli altri, andiamo con tutti gli altri. A lei ragazzi, a lei un bel applauso alle squadre juniores, anche loro divise. Ci sono poi naturalmente anche Leo Paglione, Abraham Gino, Carson Gotti Azzado, Gabriele Mozzo, Francesco Mei, Leonardo Marongio, Filippo Boi, Nicola Spano, Pier Francesco Aro, Roberto Buttao e Giovanni Romanello. Poi vi presenterò anche i junior di questa gara. Lo sparo è cominciata, una gara clou maschile della 10ª edizione del cross di Ala dei Sardi Memorial Elisa Migliore. Andiamo a vederli subito passare. Si è già posizionato là davanti Crippa, ma naturalmente siamo solo all'inizio.
sono soltanto i primi metri, questi velocemente. Io vi presenterò anche i componenti della gara junior. Ci sono Daniele Schirro, Alessandro Mura, Emanuele Soi, Antonio Sonnante, Luca Savino, Savino De Palma, Edoardo Casale, Giacomo Cacavari, Tommaso Mulfino, Mirko Munini, Luca Biancet, Federico Zanuter, Riccardo Del Degan, Simone Alba, Filippo Verlezza, Pietro Ciliano, Leonardo Corazza e Matteo Mura. Abbiamo due grandi professionisti in gara, cose pure Parolini, cose pure Soprani. Allora, attenderemo presto Sanno correre. il primo parziale, le prime posizioni, il primo giro. Sono 7 giri totali, il primo però è di 1000 metri. Fondamentale averlo più breve per far sì che poi la somma con gli altri giri, che sono tutti da 1500, porti a punti 10 km. E poi del regolamento è sempre il primo giro, o comunque i primi giri al massimo, quelli o quello più breve, proprio per far poi tornare il conto sul lungo della gara. Ricordo, le donne hanno corso sui 6 km, sui 10 km, invece la gara maschile l'anno scorso 29,46, 29 minuti e 46 secondi il tempo di Berigawi. Però è un percorso diverso e quindi non si può fare il paragone netto, vedremo. Comunque tra non molto una classifica dopo il primo giro. Tra l'altro clima perfetto ormai, anche il vento praticamente non c'è, ci sono i tratti più scivolosi, quello sì, però nel rettifilo, ma quasi di sicuro, insomma, se non ci fossero tratti scomodi non sarebbe cross. Eccoci intanto. Dicevamo quasi di sicuro dopo le prime schermaglie, giusto per togliersi dalla mischia. Ora sono tutti in gruppo. Visto il tratto in discesa come girano secco a destra. Vediamo Eccoli qua, no, tutti tranquilli. dopo il primo giro. Maglia rossa, Parolini dall'Atletica Portovese, dall'altra parte andiamo. Dovrebbe essere Parolini quello davanti, no? Sì. Il Crippa è dietro Parolini. Adesso andiamo a vedere esattamente le posizioni. Sono là comunque i big. Attenzione, De Lorenzi Davanti De Lorenzi, poi Parolini, ci sono anche Cripawani attaccato al gruppo. Dopo i primi 1000 metri, gruppo comunque abbastanza compatto. Diciamo che ho visto gente fare 2,40, allora diciamo che si sono mentre controllati, corrono tutti, stanno passando anche i junior. E devono prendere ieri per quanto l'abbiano migliorato tutti, sono capito, l'abbiano migliorato tutti, sono Massimo che è una bella concreta, Eccolo, un altro passaggio. professionisti che sono. l'anno scorso Nando Battagletti appena arrivata è venuta E ce lo siamo goduti anche il loro passaggio, mentre continuano naturalmente ad andare ancora. Sono 23 i senior, erano 16 invece la gara femminile. E poi il campo è stato calpestato da circa 200-300 atleti. Sono 18 invece junior Non solo poche. del maschile, 15 quelle del femminile invece. Altro passaggio ancora, tra chi già comincia a essere più staccato. È chiaro che penso è possibile già, non forse il prossimo giro, ma dopo 3 giri già dovrebbero crearsi distacchi più reali. ci sia aggiornati a corso. Attendiamo dunque anche qualche aggiornamento. Gli altri
sono tutti da 1500. Per arrivare a 10 il senior è a 7, il junior, ecco perché aspettiamo, non andiamo arrivare là in fondo, giusto? Comunque è ottima la visuale d'arrivo, Immaginate invece immaginate una bellissima giornata di sole senza magari un'ambulanza là in quella posizione che toglie molta visuale, con una telecamera che possa zoomare. Parliamo poi anche un po' di quelli che sono i prossimi eventi, perché già il 20 di questo mese a Napoli Crippa tornerà sul percorso del suo record italiano, mentre il 1 marzo c'è la maratona a Tokyo. Insomma, Wani a Tokyo si è preso un bronzo mondiale, ed è questa gara dirà entrambi come sono messi fisicamente. Le gare di cross, specialmente inizio anno, aiutano proprio in questo gli atleti, oltre a fare forza anche, che poi può fare la differenza nei percorsi di strada o comunque pianeggianti su pista. Aiuta anche a dare risposte precise dopo la preparazione atletica invernale. Ricordo, Wani e Crippa sono reduci dall'allenamento insieme in Kenya a quota 2400 metri. Però per adesso abbiamo visto un bel Parolini, un bel Roberto De Lorenzi, lo svizzero, davanti a tutti. Adesso sono di nuovo nei 300 metri l'ultimo rettilineo. Wani gareggerà il 1 di marzo a Tokyo, dove è arrivato terzo, va a fare la maratona di Tokyo. Mi ha detto andrò a qualche tempo prima, credo più di una settimana, per acclimatare. Dovrebbero sbucare tra qualche secondo. C'è ancora un bel gruppo, siamo ancora all'inizio. In confronto alla gara femminile siamo sui 7 giri totali, quindi è normale che ci voglia un po' di più perché si crei il distacco. Però davanti a tutti c'è Crippa. Subito sono poi sempre lì. Forse ha perso un po' Parolini. Wani resta lì incollato. Se ho visto bene c'era Inawi, Amin Inawi, tunisino, quarto lui alle Olimpiadi nelle 3000 siepi. Ha perso qualcosa De Lorenzi. Poi sono passati Ciancabir e Stefano Massimi. Passato anche rappresentante almeno per la Sardegna Francesco Mei, non molto distante comunque. Vediamo di fare un po' di selezione dei nostri Mei che non ha difeso il suo titolo regionale nel cross corto a gennaio, proprio perché voleva prepararsi nel migliore dei modi a questa gara. Qui teneva tanto fare bene. Continua invece a passare tutti. Si è visto benissimo passare Sabino De Palma della Nuova Atletica Bitonto, lui dalla Puglia. Tanto gara 9 minuti e 20 secondi in questo momento. Nuovo passaggio che si è visto, poi siamo tornati qua ad altri passaggi vicino al traguardo. E quindi vediamo dopo questo, che sarà quando chiuderanno il terzo passaggio, vedremo se questo altro passaggio ancora, questa volta è stata di Pier Francesco Aru dell'Olimpia Villa Cidro. Eccolo qua. Questo passaggio voi non l'avete visto perché le immagini sono invece di nuovo dentro il percorso. C'è Fanghiglia, ma poteva essere peggio sicuramente. Vanno tutti i corridori. aspettavamo, questa era quello che attendevamo.
Tanto, non so se avete visto un po' di corsa laterale per evitare il tratto peggiore nel rettilineo, è proprio quello centrale. Lo vedete, quel marrone che insomma che si vede guardando un po' in alto, nella nostra ripresa anche qua. Prima nel pezzo più di terra battuta senza erba. Ecco, quasi sempre si evita proprio il centro. Anche all'inizio si è visto benissimo, dopo il primo giro c'erano praticamente 2 file separate proprio per evitare di passare in mezzo, perché lì si scivola. Quindi se va male scivoli, ma se ti va bene comunque perdi terreno dagli avversari. Transita il numero 22 che è... Il passaggio adesso di Nicola Spano dell'Atletica Olbia. E qui sì che si rischia di essere doppiati, qua su 10 chilometri è dura. Ma sono curioso di guardare, li abbiamo visti passare già qua dietro, no? Sì, sono già passati. In attesa del prossimo passaggio. Uno solo, no, no, non è il battistrada, no, assolutamente non è il battistrada. E qui siamo al terzo giro. Sta per terminare il terzo giro. Vediamo se mentre vedete chi ancora è più dentro, ma andiamo verso il rettilineo. Tra poco li vedete sbucare dalla testa dell'ambulanza. Qualcuno sta già per essere doppiato praticamente. Vedo sempre Crippa, Parolini, Awani. Qui abbiamo già i primi 3, ecco come avevamo previsto. Insomma, i nomi che sono stati citati in settimana nella sfida stanno rispettando. Di davanti penso che sia Roberto Buttau a essere il primo doppiato, almeno a vista di questa gara. Awani passa in questo momento. Quindi in questo momento, dopo 13 minuti di gara, Crippa, Parolini, Awani, Lolita Niang intanto. Passato anche Nicolas Loss. Torna a farsi vedere De Lorenzi, che dopo un bel avvio ha già perso un po' di terreno. Si è visto anche Medolago. E poi credo che fosse Cian Kabir. Adesso però il dubbio. Quando mancano comunque 4 km, scusa, 6 km dalla conclusione, hanno fatto solo 4 km. Tanto c'è un bambino lì con pettorina e prenderlo perché vorrebbe farsi autografare. Ma in questo momento concentratissimo Crippa, li sta incollato Sebastiano Parolini. Crippa classe 96, Parolini classe 98. Parolini che tra l'altro compirà domani gli anni. Domani compirà 28 anni e quindi sta cercando di regalarsi il miglior risultato possibile. Già un podio sarebbe sicuramente speciale per lui. Mentre abbiamo ancora le immagini dentro il percorso, qua invece siamo di nuovo puntati sull'arrivo. Il confronto, non so se avete, qua vedete bene sul rettilineo che la gente non manca mai, ma qualcuno si è comunque spostato in confronto alle gare insomma dei ragazzini, perché la gente si sta avventurando in vari punti del tracciato per godersi da vicino certi passaggi. Poi sono quelli che comunque hanno scelto di restare incollati naturalmente in attesa di quello che stavolta si spera sia un bel rush finale combattuto, un bel arrivo in volata e non in solitaria. Devono fare dopo questo passaggio altri 2 giri, quindi al prossimo passaggio ci sarà per loro la campana, quindi attenzione alle prossime campane che sentirete saranno. Tanto va avanti ancora il giro anche dei junior. Eccoci qua, venite qua.
junior che ricordo corrono 7 km. Sono in questo momento nel terzo totale. Ora facciamo un intervento femminile. Abbiamo qua I junior quindi dopo saranno già all'ultimo giro. Ricordo, siamo nel terzo invece dei giri da 1,5 km, il quarto in totale. Ancora 3 giri pieni, oltre naturalmente quello in corso. Altri passaggi ancora, stanno parlando Linda Palumbo dagli speaker. Linda Palumbo ha corso la senior femminile, a lei è piaciuta soprattutto la discesa, così sta dicendo. Sono stati elogi anche al fango che si è trovato lungo il percorso. Intanto Crippa, sta arrivando Crippa, comincia a staccarsi Crippa, adesso prenderemo anche un po' i secondi del distacco. Eccolo qua, passaggio Yeman, lentamente al comando, Yeman 3 giri. Vediamo il tempo, 17:20 e 21, 17:24. Va Yeman Crippa, vediamo quanto è dietro Parolini, che tra l'altro forse rischia di essere anche superata. Guai neanche staccato. Attenzione, Pavolini viene sotto Inaui e poi Elias Awani. Allora Parolini secondo a circa 20 secondi di distacco, terzo Inaui e poi Awani in questo momento fuori dal podio. Altri passaggi ancora, sicuramente è passato Nicolas Loss, poi non ho visto bene se fosse Samuel Medolago, passato anche Kibet Loitanyang. Eccolo Crippa intanto anche in questo passaggio, vediamo quanto ci mette a sbucare Parolini, a cui è anche incollato ormai Inaui. Quello che avete passato adesso è un doppiato, ovviamente lui non è in gara, sono incollati Parolini e Inaui passa davanti in questo momento, davanti ai nostri occhi. Inaui che si mette così seconda posizione, è passato anche Awani. Tra l'altro questa camera dal basso vedete proprio anche il suono dei passi sulla fanghiglia, sul percorso. Prova a staccare, prova anche a magari per gestire Crippa, anche se questo è per loro anche un test fisico in preparazione ai prossimi impegni. Ricordo Crippa a febbraio, il 22 sarà a Napoli. Passaggio di Mozzo e passaggio di Francesco Mei. Applaudiamoli ragazzi, perché anche per loro Tanto il passaggio di Francesco Mei, è sempre un grande piacere, no? Avere poi Francesco Mei dell'Accademia Olbia Atletica. Grandi atleti che onorano eventi come quello che stiamo vivendo quest'oggi. Quando comincia a rallentare un po' di più, si è visto bene Nonaru, allora non ho visto bene chi, forse uno dei ragazzi della Junior. Vi ricordo sono entrati adesso nell'ultimo giro, il quarto e ultimo giro. Adesso vi diremo il nome.
Traguardo Riccardo Del Degan, Luca Bianchet, altri ancora vanno passati invece col 20 Leonardo Marongiu, anche lui dell'Academy Olbia Atletica, di tanti passaggi per tutti loro in campanella perché sono entrati ancora passaggi e anche Crippa sta già sbucando, sempre più da solo Crippa. Prepariamo un applauso per il privatista italiano dei 3.000, dei 5.000, dei 10.000 della mezza maratona. È arrivato questa volta senza allenatore. Adesso per lui è il momento dei doppiaggi, ma tra poco lo vedrete, dovreste già intravederlo lì in fondo. Vediamo con quale tempo arriva a 7.000 metri. Grande dimostrazione di forza di Yaman Crippa. Bravissimo Yaman. Subito facciamoci sentire, adesso vedremo 22 minuti, 9 o 10 secondi. 4:45. Sì, la campana non era per Crippa naturalmente. Ha girato in 4,45 in questo giro, è entrato negli ultimi 3.000 metri, negli ultimi due giri Crippa, al via il penultimo giro dunque per lui. Adesso stanno arrivando Inaui e Parolini, un po' più staccato Awani che passa in questo momento. Sì, ha girato sullo stesso ritmo di quelli davanti, ma sembra che l'intenzione sia quella di andare a prendere. Appunto, l'osse Zogrammi insieme. Dopo ancora un altro passaggio, l'osse Zogrammi era lui dunque, allora prima e non avevo pensato Medolago, più dietro Medolago. Bella lotta quella per il quinto posto, incollato i due. Ecco De Lorenzi invece, Montagnang. Eccolo qua invece, Medolago. Anche altri passaggi, mentre voi con le immagini siete invece dentro nel percorso. Eccolo qua, Massimi, anche lui, due giri di fatica, due giri di impegno per l'Ascolano. Altri passaggi ancora, Stefano Massimi, dietro di lui di solo qualche secondo Nadir Cavagna e vanno a sbucano anche un paio di junior, Pietro Ciriano. Ecco il vincitore delle junior che è Mirko Monini del Friuli Venezia Giulia. C'è già un vincitore dunque in questa gara, manca naturalmente il vincitore più importante che a questo punto, a meno di qualcosa di clamoroso, sarà Yaman Crippa. Arrivano gli junior, questo è il primo dei sardi, che sarebbe il secondo junior a tagliare il traguardo. Andiamo ancora con altri passaggi verso l'arrivo. Il 52 Alessandro Mura, dietro di lui Edoardo Casale, rispettivamente dunque secondo e terzo per quanto riguarda la gara junior, di cui abbiamo composto il podio.
grandissimi campioni, questi giovani ragazzi under 20. Adesso andiamo in attesa invece di scoprire la prossima, aspettare il prossimo passaggio di Kripa, che si lancerà poi a quel punto dell'ultimo giro. Ecco, bravissimo anche Caccavalli, Giacomo della Liguria. Ancora una volata tra due atleti pugliesi, il 54 e il 55 che sono Sonnante. Sta arrivando Kripa intanto, che sta chiudendo il penultimo giro, sempre più lontano, neanche si vedono ancora. Ecco, adesso si sono visti sempre incollati invece Inaui e Parolini per il secondo posto. Smuka Kawani che è sempre leggermente staccato, ma può sempre provarci. Kripa invece vola da solo, vola dalla dei sardi. 26-56, è iniziato il suo ultimo giro. La prima campanella della senior maschile si è sentita. Gianluca Federico, atleta sardo anche lui, che conclude la sua prova junior. Mancano ancora 4 junior. Attenzione che Paolini perdere da Inaui. Andiamo sempre con le immagini, teniamo questa immagine che abbiamo in regia perché vediamo quanto sono incollati nel passaggio Parolini e Inaui. È la sfida vera questa, almeno quella più bella da vivere, con Parolini che resta lì incollato, mentre rivediamo invece anche Kripa passare, lui ormai è completamente da solo. Qualcuno lo saluta. Arrivo per il bravissimo Alba Simone, Cuscagliari, Junior. Via da solo, ormai lontanissimo, tra poco chiuderà la gara. Anche Anuber Francesco, che inizia il giro, 2 giri per lui. Altri passaggi ancora, che tutti loro sta iniziando l'ultimo giro, da cui tra poco finirà quello di Kripa. Vedremo con quale tempo. Bella ancora la lotta, Naui che è quasi col braccio a tenere lì la posizione su Parolini, che naturalmente aspetta il momento. L'ultimo rettilineo sarà decisivo, 3-2, sarà un bel finale quello. Però il podio ormai sembra essere fatto. Non penso che Wani abbia quantomeno intenzione di spingere per provare alla fine a salire sul podio. Per la Wani quindi deve essere la conferma del quarto posto, proprio come l'anno scorso. Quindi 500 metri di passione ancora. Altri passaggi ancora. È passito Nadir Cavagna e poi Seguito dal primo degli atleti della Sardegna, Gabriele. siamo a 30 minuti di gara. Tra poco sbucherà Kripa nel rettilineo finale. Molto bene al cospetto di grandi campioni e grandi professionisti, ma è seguito abbastanza da vicino da Francesco Bei dell'Academy Oggi Atletica. Ultimo giro, ultimo chilometro e mezzo per Francesco Bei, prova per la caccia a questo podio virtuale degli atleti sardi. In seconda posizione in questo momento. Noi abbiamo tentato di fare una previsione finale sul tempo di Evan Kripa. Ancora non si vede Kripa. Forse è proprio lui da lontano, sembra essere proprio lui. Attorno ai 31 minuti invece di passa abbondantemente 31 minuti, come l'abbiamo visto, ma in fondo
E dentro l'ultimo rettilineo sarà lui a vincere il cross della dei Sardi, 10° Memorial Elisa Migliore, atleta delle Fiamme Oro di Padova, Ivan Kripa. Ale, pubblico, facciamoci sentire da questa parte, grandissimo campione. Ultimi metri per lui. Chiede al pubblico di farsi sentire tra i più attesi naturalmente di questa edizione. Eccolo che arriva, eccolo che si prende la vittoria e si presenta alla grande al 2026. Foto per lui. Vieni Eva, 2 domande veloci. La prima di tutto, gara che alla fine hai dominato, ti ha fatto bene l'allenamento in Kenya? Sì, sono allenato molto bene. Alla dei Sardi era, diciamo, una gara dove potevo mettermi in mostra, potevo far vedere il lavoro fatto in Kenya e sono contento, sono partito perché volevo fare un bel test, correre forte e non nascondermi e quindi dai, sono contento di come sia andata, il pubblico mi ha accompagnato, sono contento. Allora di vederti in pubblico, a te come i tanti campioni di questa edizione, il percorso inedito ti è piaciuto? Il percorso bello, su e giù così, mi piace molto. Io che ho fatto le gare in montagna da piccolo, quindi si assomigliava un pochino, quindi guarda, tutto molto bello, anche il tempo ha tenuto e sono felice del mio test fatto. Ringrazio l'organizzazione alla dei Sardi, tutto il tifo e spero che vi siate divertiti tutti. Ci siamo assolutamente divertiti, le risposte quelle che volevi le hai avute da questo test, adesso deve esserci la tappa di Napoli e poi il tuo 2026, quali sono le sfide che ti attendono? Sì, adesso continuo col lavoro e fra 2 settimane ho la mezza maratona di Napoli e dove cercherò di dare il mio meglio, provare a avvicinarmi al record italiano, al mio personale, grazie. E poi dopo Napoli ritornerò per un altro raduno in Kenya e poi mi preparerò per la mia maratona che oggi non posso ancora rivelare. E allora grazie a Ivan Kripa, complimenti naturalmente per la vittoria, vediamo se riusciamo ad avere anche qualche ultima dichiarazione, ci sono ancora gli arrivi naturalmente, c'è tanto più pubblico anche adesso rispetto anche alla gara di prima, stanno arrivando tanti altri atleti, qua abbiamo anche qualche giovane. Mentre vediamo se riusciamo a prendere Parolini o Inaui. Allora andiamo in movimento un po' a cercare le ultime dichiarazioni. Non so se la camera stia riprendendo me, però passiamo in mezzo un po' giudici, arbitri che sono comportati benissimo quest'oggi, hanno fatto un grande lavoro naturalmente. Sei arrivato secondo Parolini alla fine, siamo persi, ce l'hai fatta alla fine. Allora se possiamo rubarlo 2 secondi ai giudici, dai, 2 secondi velocissimi, mentre si toglie le scarpe. Questo, guarda, inquadra bene anche un po' cosa vuol dire poi il cross, no? Questa è la vera fatica, le condizioni di tutto del terreno in cui ha corso. C'è anche bellissimo il 5 con Kripa, te lo dico subito, il compleanno domani il regalo te lo sei fatto oggi con questo bel podio. Sì, no, sono molto contento di concludere i miei 27 anni in questo modo, quindi diciamo che il parterre era decisamente di un altro livello rispetto al mio standard, poi io vengo dal cross court, quindi 10 km per me e riuscire a portare a casa un argento è tanta roba. Tra l'altro lo fai in quello che è chiamato il tempio del cross, il modo migliore per iniziare questo 2026. Che sfida attendono a te in questa annata? Ma allora, nell'immediato i campionati italiani di cross tra 2 settimane a Salinunte, quindi cambierò isola, e poi italiani di indoor, di 3000, e poi a lungo termine spero, cioè il mio obiettivo è Birmingham, gli europei di 5000 ad agosto, dove bisognerà puntare al ranking, assolutamente non facile, però già la possibilità di avere l'idea che si può fare per me è già tanta roba. La domanda che facciamo a tutti: ti è piaciuto il percorso? Cosa ti è piaciuto di più? Ma allora, a me piacciono un mondo questi percorsi a zigo-zago nel bosco, cioè io venendo dall'Alta Bergamasca in mezzo alle montagne, questi percorsi sono al top. È davvero bello
molto complicata la parte in discesa con il fango, però fa parte del mondo del cross. Si scivolava tanto, abbiamo visto anche nel rettilineo, a una certa eravate aperti perché anche qui in quell'ultimo rettilineo era impossibile praticamente passare. Sì, ma a me piace anche questo mondo, cioè io sono un crossista, quindi è il mio pane questo. Allora grazie mille Parolini, lo lasciamo ovviamente, sono i giudici che sono stati molto gentili con noi ma devono giustamente fare tutte le loro operazioni. Allora direi con le immagini tiriamoci un po' verso l'arrivo, vediamo se sta arrivando qualcun altro, perché stiamo praticamente, non abbiamo Inaui che lui è già scappato via, se no magari saremmo riusciti a chiedere qualcosa anche lui, mentre Kripa adesso giustamente ha già un po' il clamore anche in questo popolo che vorrebbe vederlo lì con gli speaker. Insomma si è fatto tanto di Yawani. Kripa alla fine dei due ha vinto Kripa che prepara, così dimostra che l'allenamento in Kenya è andato bene, è in forma, voglia vivere un grande 2026. Da italiani ci auguriamo che lui, ma come tutti gli altri, ci regalino un grande 2026. Sicuramente è stata una bella edizione, mentre sta ricominciando a piovere qui ad Alessandria, la conferma di un evento sempre più importante non solo in Sardegna, non solo in Italia ma anche oltre, un evento di caratura internazionale, con l'augurio, come qualcuno ha anche detto, che possa ancora di più migliorare. Così insomma chiudiamo allora il nostro collegamento qui dalla dei Sardi. Un grazie alla squadra di Directa Sport che ha tante difficoltà incontrate un po' nella preparazione, siamo riusciti quantomeno a portarvi questa diretta che ritroverete con migliore qualità poi tra martedì e mercoledì, quindi restate connessi. Grazie a Stefano De Martis, a Chico Piu, da Luigi Falco è tutto, mettete un bel like e continuate a seguirci.